Buonasera a tutti. Eccomi qui. Mi hanno dato poco tempo, perciò cercherò di essere svelta. Siamo quasi arrivati al traguardo, ancora 2 giorni e domenica finalmente metteremo la parola fine a questa campagna elettorale, ai tanti incontri, al proclama dei programmi, alle tante parole dette per lasciare il posto alla decisione di tutti voi da dentro una cabina con una potente arma, una matita. Un oggetto quest'ultimo talmente piccolo, ma talmente potente da essere la vera libertà del nostro essere cittadini di un paese. Una matita per decidere chi governerà taglio di po' nei prossimi 5 anni. Avete una grande responsabilità che mi auguro sia meditata sulla scelta del futuro sindaco, valutando attentamente in ogni candidato le capacità, il lavoro, quanto fatto per il paese, quanto amore per la sua gente, la sua morale, la sua onestà, il temperamento, la sua famiglia, praticamente la sua storia, senza trascurare la squadra di persone al suo fianco, persone che rivestiranno ruoli fondamentali nelle scelte future del paese. La nostra campagna elettorale è stata impostata in maniera corretta e propositiva sul nostro programma, lo possono confermare le tante persone che ci hanno seguito. Abbiamo cercato di non inasprire i toni della disputa elettorale senza cedere alle provocazioni di qualche avversario, ai commenti su Facebook, anche se le occasioni sono state tante, in particolare quanti contatti venivano fatti in privato. Ma questa sera, sempre in modo educato, cercherò di togliermi qualche sassolino dalla scarpa, visto che a noi sono stati tirati dei veri e propri sassi. Nella formazione della mia lista sono stata criticata per il mio progetto di apertura verso un esponente di sinistra, in questo caso Renato Pregnolato. Qualcuno ha dedotto non fossi in grado di completare una lista, e questo solo chi non mi conosce può pensarlo. Qualcun altro mi ha accusato di rubare un importante esponente del PD, ma anche questo è sbagliato e vi spiego ancora una volta la mia decisione. Molti ricorderanno che l'amministrazione Ferro, di cui ero vice sindaco, fu mandata a casa da 4 esponenti della sua stessa coalizione di centrodestra, tra cui Luciano Tamburin, che ora ci troviamo candidato sindaco, persona abituata a fare danni. Eravamo un'amministrazione che lavorava bene, senza di essa forse la scuola G.B. Stella non sarebbe ancora stata costruita, o parte delle strade asfaltate da Siviero, o la piazza stessa non avrebbero trovato la luce in questo ultimo anno per accordi e contributi lasciati. Questo solo per ricordare qualcosa. La delusione di quel momento è stata talmente forte che da subito dissi che non era giusto essere stati traditi proprio dai nostri alleati. Allora dissi anche che, per un piccolo comune come il nostro, l'ideale sarebbe costituire una sola lista dove l'unione delle migliori forze del territorio potessero governare senza ostacoli. Quando ho deciso di candidarmi, il mio progetto di allora non poteva trovare un seguito, avendo Siviero già annunciato la sua candidatura e magari non voleva neanche parlarne, così pure 5 Stelle e un Tamburin che voleva entrare in lista a gamba tesa come assessore. Qualcuno dirà che in politica tutto può essere dimenticato e per vincere dovevo tapparmi il naso, chiudere gli occhi e accettare Tamburin. Credetemi, si può accettare tutto, ma non lui. Io non ce l'ho fatta. Non ho accettato di governare con chi aveva tradito e al quale non riconosco neppure doti amministrative particolari. Non ho accettato neppure le sue imposizioni. Io non mi vendo a nessun prezzo, in particolare chi chiede con arroganza e si comporta ancora peggio con il suo modo di sparlare a voce alta e raccontare bugie che lasciano sorpreso persino lui. Chissà quante ne sentiremo questa sera, chissà quante ne dirà dopo. Avevo abbandonato tutto, poi una notte alle 4:30, come mi capita spesso, mi svegliai e con la mente ricordai ancora il mio vecchio desiderio di apertura. E qui pensai a Renato, persona capace, da 5 anni accantonato, dimenticato e umiliato politicamente dal suo stesso partito.
Mi è sembrata subito una bella idea, poiché non andavo a disturbare gli equilibri del PD, in quanto Renato persona non più da loro desiderata, quindi libera di decidere, persona con grandi capacità e conoscenza amministrativa. Inoltre, quale migliore dimostrazione di apertura tra due persone, io e lui, che negli anni in consiglio comunale siamo stati definiti come il cane e il gatto, con feroci battaglie alle spalle, ma solo per un'appartenenza politica diversa, in contrasto con la reale stima reciproca personale. Il mattino la prima telefonata fu a lui, fissammo un appuntamento e all'incontro, capito il mio intento, la sua risposta non tardò e in un attimo accettò. Un consenso e un'unione esclusivamente per il bene del Paese, al di sopra di tutte le critiche, di tutti gli attacchi e delle appartenenze politiche, con la consapevolezza di voler governare taglio di Po e non la nazione, accantonando differenze che possono avere significato quando si parla di ideali, ma si azzerano di fronte ai problemi pratici quotidiani, quando occorre dare ai cittadini risposte concrete ed immediate. Scelta ora da molti compresa e condivisa. Mi meravigliano molto le critiche della sinistra di Siviero, perché proprio loro, paladini della correttezza, dopo essere venuti a conoscenza del fatto, si sono prodigati con tutte le forze per reperire persone di centrodestra per convincerli di far parte della loro lista. Il contatto è stato fatto con molto ed è la verità, ho nomi e cognomi che lo testimoniano, ma nessuno ha accettato. Poi, sempre la sinistra, impossibilitata a trovare forze di centrodestra, pur di ostacolarci, ha rimediato sollecitando la candidatura di Tamburini, effettuando così un'alleanza strategica per creare danno alla nostra lista. Bella coerenza e bella correttezza, complimenti. E vi permettete anche di criticare noi, vergognatevi, state imbrogliando la gente. Potete anche fischiare, tanto a me non è che interessi, sto riportando solamente la verità, siete voi che avete paura. Abbiamo sempre taciuto perché siamo persone corrette, ma la vostra complicità è abominevole e il continuare a screditarci da ambo le parti fa sì che i cittadini debbano sapere. Il sindaco, per fare presa sulle persone, ha adottato come elemento cardine della sua campagna elettorale il riferimento a vecchi debiti trovati, senza dire che erano debiti esistenti da anni, fatti da amministrazioni di sinistra, al quale Marco Ferro stava trovando una conclusione come l'aveva trovata con il debito degli swap di 500.000 euro, avuti in eredità anche quelli dell'amministrazione Crivellari, e nessuno ne parla, come logicamente Siviero dimentica di elencare i benefici trovati al suo arrivo. Per essere più chiara, riporto quanto è stato pubblicato sui quotidiani da Renato Pregnolato in data 12 maggio, tralasciando alcune parti per essere più breve. Le grosse bugie di Siviero, privo di argomenti, affannano in un patetico e a volte persino ridicolo tentativo di presentare opere ancora da costruire dopo aver avuto 5 anni per lavorare a tempo pieno. Diventa difficile e persino fuorviante per chi si appresta ad impegnarsi in vista della scadenza dell'11 giugno. Mi riferisco alle recenti affermazioni pubbliche di Siviero circa il pagamento di vecchi debiti da parte della sua amministrazione. Circa il pagamento appunto di questi debiti, Siviero volutamente e maliziosamente vuol far credere all'opinione pubblica di aver pagato circa 1,4 milioni di euro a Italgas, quando in realtà tale somma è pagata da Polesine Acque. Quanto a 1,6 milioni di euro che Siviero considera vecchi debiti, tale somma si riferisce al pagamento di rate e mutui in essere contratti dalle diverse amministrazioni negli ultimi 20 anni. Ma dove ormai Siviero tocca l'apice del ridicolo è nell'affermare che 5 milioni di investimenti fatti dalla sua amministrazione sul territorio comunale, e questo senza aver contratto un euro di mutuo. Grande bugia, in quanto impedita anche dalle norme delle leggi attuali. È bene che i cittadini di Taglio di Po sappiano in modo corretto e trasparente, con dati alla mano, che quasi il 90% di tali opere sono state progettate
finanziate e a volte realizzate da altri e non dalla sua amministrazione. Mi riferisco alle giunte Crivellari e Ferro, ma anche dall'Ente Parco, dall'Edison, all'Enel, a Polesine Acque e alla Simet. Per fortuna questi soggetti hanno investito in questo comune. La cosa però deve essere correttamente comunicata ai cittadini chiamati al voto per poterli mettere in condizioni di giudicare serenamente su chi veramente ha lavorato concretamente per il Paese in questi anni e non appropriandosi di meriti altrui. Lo sappiamo tutti che in periodo elettorale si tende a spararle grosse, ma che per qualche misero voto in più si arrivi a raccontare enormi falsità diventa un pessimo inizio per una campagna elettorale che deve essere invece concentrata sulle cose da fare e sulla serietà dei candidati presenti nelle varie liste. Questa è la fine dell'inciso pubblicato. Ecco come stanno veramente le cose. Avete continuato a mentire sapendo di mentire, non dando una corretta informazione e appropriandovi di quanto non vi apparteneva. Noi siamo diversi. E per instaurare un corretto rapporto con il cittadino e una maggiore trasparenza abbiamo previsto nel nostro programma l'invio annuale a tutte le famiglie del bilancio sociale per informare della provenienza e della destinazione delle disponibilità economiche del Paese. Poi ci sono le tasse. Vi fate belli dicendo anche quest'anno non abbiamo aumentato le tariffe IRPEF, IMU e TASI, è vero? Ma perché non precisate di averle aumentate al massimo sin dal primo anno e di non averle ulteriormente aumentate perché la legge ve lo impedisce, ditelo invece di tacere. È vero che dovremmo essere abituati al fatto che tra realtà e le cose dette da questa amministrazione esiste sempre un abisso. Penso proprio sia ora di finirla. Spesso in questo periodo mi hanno chiesto perché ti sei candidata, ma chi te lo ha fatto fare? La mia risposta è sempre stata spontanea e precisa, per amore, un amore incondizionato verso il mio paese. È vero che ormai da 5 anni avevo abbandonato l'idea di proseguire questo mio cammino politico, un po' per l'età, un po' per la delusione di un ruolo di minoranza reso nullo per la mancanza di un confronto attraverso le commissioni, tolte dall'attuale giunta, che ci ha visto in Consiglio Comunale arrivare con loro decisioni già prese, spesso con arroganza, senza rispetto per le 1871 persone che in quella sede abbiamo rappresentato. A nulla è servita la nostra preparazione davanti al pubblico assente e ad una stampa con spazi ridotti non è riuscita a dare informazioni all'esterno. Posso dire che è stato un periodo politicamente triste, come è stato triste vedere spegnersi il paese, un paese diventato dormitorio, caro sindaco. Nel mio piccolo non ho potuto restare ferma a guardare e ho lavorato con il gruppo dell'associazione Taglio di Po nel Cuore, un'associazione benefica che è riuscita ad offrire eventi di prestigio molto apprezzati che hanno dato lustro al nostro territorio del Tizio e al Taglio di Po in particolare, oltre che ad elargire contributi e beni materiali alla popolazione, cercando di portare benefici per la nostra gente senza ricevere un centesimo di contributo dall'amministrazione, anzi pagando tutto quanto è stato chiesto per commissioni o uso degli spazi comunali, eccetera. Abbiamo dimostrato negli anni che non sono indispensabili solo le economie per fare qualcosa di buono, ma le idee, il lavoro e la volontà, tanta ma tanta volontà. Caro Sindaco Siviero, la sua giovane età, come quella di alcuni componenti della sua giunta, ha fatto sì invece che vi sentiste i classici padroni del paese, mancando a volte anche di rispetto non solo verso di noi ma anche verso i cittadini. E mi spiego meglio. In riferimento a questi ultimi avete dichiarato di essere orgogliosi di aver fatto scelte forti anche contro il parere delle persone. Mi è subito venuto in mente la strada arginale che porta a Mazzurno Destro, resa ciclabile, che ha isolato una frazione e a nulla sono valse le proteste dei cittadini, così pure siete stati incuranti e strafottenti di fronte alle proteste degli abitanti di via Garibaldi per la scelta del senso unico, per non parlare di questa piazza. Io non voglio entrare nel merito della validità delle opere, ma della mancanza di informazione e condivisione prima con i cittadini. Oppure delle risposte poco eleganti dell'assessore Pasetto
che molte persone è riuscita con il suo modo di fare ad umiliare e offendere. L'ho fatto anche con me. Lo ha fatto, è vero, anche con me Renato su Facebook, oltre un anno fa. A parte il criticarmi sul mio lavoro, cosa che non si dovrebbe fare mai, ci ha definito testuali parole, perché ho le copie, dinosauri della politica che dovrebbero eliminarsi, e se non si eliminano da soli dovremmo pensarci noi. Brava, complimenti, bella cultura e bel rispetto da parte di un assessore. In molti lo hanno letto e si sono meravigliati di tanta arroganza. Forse, a pensarci bene, è stata proprio lei con queste parole scritte, che non dimenticherò mai, ad avvicinarmi di più a Renato. In questo caso la ringrazio di cuore. Ma rimane il fatto che l'essere giovani, ricordate, è per voi solo una condizione momentanea, che non vi autorizza a certi comportamenti. Io perlomeno non li ho mai avuti. Ora mi sono sfogato un po' e vi ho detto, tra l'altro, pochissimo di quanto meritereste. Non l'ho fatto in campagna elettorale, ma ripeto, mi avete troppo solleticata con i vostri comportamenti e parole e ho ritenuto giusto salutarvi così. Ora mi voglio dedicare a quanto mi sta più a cuore. Spero tutti abbiate ricevuto e avuto la possibilità di leggere il nostro programma amministrativo. Un programma che può sembrare ambizioso, ecco l'educazione che si vede. Non è il tempo, non è finito. Un programma che può sembrare ambizioso, ma sicuro che è realizzabilissimo. Piero, lascia perdere, si dimostrano così. Abbiamo anche l'appoggio delle segreterie dei partiti. Il tempo non è ancora scaduto, Tamburin, sta tranquillo, ne ho ancora per te. Abbiamo le segreterie dei partiti, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Direzione Italia, Indipendenza Noi Veneto. Se continuano a urlare io vado avanti, va bene? Allora, siamo inoltre aperti non solo ai partiti di centrodestra, ma anche ai partiti di centrosinistra. Noi metteremo alla prova tutti e sapremo ringraziare coloro che in qualsiasi parte politica siano, sapranno esserci vicini in modo tangibile per far crescere Taglio di Po. Non ci interessano i colori, ma ci interessa colorare di vita il nostro paese. Con noi comincia un'altra storia, un altro modo di fare politica nel nostro territorio. Dobbiamo anche chiudere l'epoca della sfiducia e delle lamentele e tornare a guardare avanti, perché il futuro ci aspetta, lo dobbiamo ai nostri giovani, lo dobbiamo alla nostra terra. Ho anch'io l'orologio e lo so che ore sono. Nel nostro programma abbiamo esposto quanto vorremmo realizzare affrontando i grandi problemi della viabilità, del recupero delle strutture pubbliche. Grande attenzione deve essere posta al mondo del sociale e della sanità. Pensare o ripensare a maggiori servizi per i giovani, per gli anziani, per le associazioni sportive e in genere. Maggiore attenzione e presenza negli enti che erogano servizi essenziali ai cittadini, anche per cercare di ridurre costi e tariffe a carico degli stessi. Un'attenzione particolare con misure di sostegno alle attività produttive che operano con grandi difficoltà nel territorio. In merito, ricordo che dall'amministrazione Siviero in 5 anni le regole sono rispettate. Non è stato messo a bilancio neppure un centesimo per le attività produttive e adesso tutti parlano. Scusate, il tempo ce l'ho anch'io, è inutile che fate così perché così si accorgono ancora meglio di quello che siete. Perciò state zitti, Tamburin, è il tuo stile, finiscila. Molta attenzione alla cultura ma anche al divertimento e del canto, all'allegria. Dobbiamo ritornare ad essere paese vivo e sorridente con le prospettive di un futuro certo. Il tempo forse lo voglio recuperato, Ecco. Sulla sicurezza e il benessere dei cittadini concentreremo le nostre forze nell'affrontare e risolvere situazioni di natura. Tamburin, ma non farti vedere proprio così palesemente quello che sei, vergognati, ma vergognati, hai già fatto troppi danni a Taglio di Po, ma vergognati. Un punto importante che non è stato menzionato nei programmi di tutte le liste, solo ieri il sindaco, forse perché preoccupato dagli attacchi ricevuti, è stato costretto a rilasciare dichiarazioni sulla stampa. Tra l'altro ne ha parlato anche questa sera e mi riferisco al problema dell'immigrazione. Siamo convinti che il nostro non può essere un paese adeguato per ospitare extracomunitari.
farò di tutto per impedirlo, questo l'ho sempre detto dal primo giorno. Mi riferisco ai non regolari, ai non autorizzati. Noi non abbiamo strutture adeguate, riteniamo sia opportuno concentrarsi su uno sviluppo economico e occupazionale. Dov'è la vigilanza, scusa? Allora, il tempo non è finito, Maurizio. Scusa, il tempo non è finito, per piacere. Quello che io perdo lo voglio anche recuperare, va bene? Ecco. Noi non abbiamo strutture adeguate, riteniamo sia opportuno concentrarsi su uno sviluppo economico e occupazionale prima di tutto per i nostri cittadini. Guarda, è quello che volevo, che dimostraste veramente quello che siete. Guarda, veramente, state attenti, pensate bene al pericolo di irregolari sul nostro territorio, in quanto potrebbe esistere un grave problema dietro la porta. Domandatevi come mai Siviero non ne ha mai parlato fino a ieri. Forse qualcuno ricorderà anche un articolo sulla Stampa dove si diceva disponibile ad accoglierlo, e questo silenzio può nascondere qualcosa. Sarebbe grave se non sapesse che una società che gestisce direttamente o indirettamente strutture di accoglienza di immigrati stia investendo già in taglio di Po. O fa finta di saperlo, o è grave che un sindaco non sappia cosa succede nel suo territorio. Io mi scuso con i cittadini se qualche passaggio c'è un pochino di polemica, ma non ho potuto fare a meno di rispondere alle accuse che ci vengono attribuite, perché i cittadini hanno bisogno di verità e non di chiacchiere demagogiche per strumentalizzare una situazione di disagio. L'aver fatto attività politica per molti anni a taglio di Po mi porta a pensare che alcuni candidati nelle altre liste hanno accettato solo per opportunità politica o rancore personali. Il nostro, torno a ribadirlo, è un progetto serio con proposte concrete e lo stiamo dimostrando a tutta la popolazione. Ognuno di noi mette in campo la propria esperienza in un settore diverso ed è questo che serve per governare un paese. Siamo consapevoli che governare non è uno scherzo e nemmeno un gioco. Noi siamo diversi e la nostra diversità deriva da una formazione lavorativa e di buon senso, abituati come siamo a concretizzare idee, programmi e progetti con i fatti. Io sono qui, con un bagaglio di 40 anni, io posso anche lasciare lì, tanto lascerei la parola solamente all'arroganza, non vi preoccupate, non è passato il mio tempo. Siete maleducati, siete tanto maleducati, lo state dimostrando. Io posso anche lasciar stare, sappiamo bene che il sindaco si sente tranquillo per il forte sostegno della zona marina, della lista di disturbo di Luciano Tamburin che lo sta dimostrando, della presenza delle 5 Stelle. Vedete come sono tutti uniti, tutti uniti. Io non sono brava, però sono migliore sicuramente di te. Ma vada come vada, voglio questa sera da questa postazione ringraziare tutti voi per essere qui presenti, per aver seguito i nostri incontri, per averci dato suggerimenti, per averci sostenuto il morale ed infine grazie per essere la mia gente, il mio paese, sempre nel mio cuore. Infine un grazie speciale a Piero, mio marito, mio amico e mio primo sostenitore. Ora, a conclusione di questo mio intervento, vi invito a non disperdere i consensi, ma ad esprimere un voto utile e ragionato, usando quella preziosa matita nella cabina. Fate una X sulla lista numero 2. Scrivete la vostra preferenza per far vincere il taglio di Po e noi con voi. Ho impiegato esattamente 16 minuti. Questa è l'arroganza che loro volevano. Questo è quello che loro avevano preparato sin dall'inizio. Questi sono arroganza. Guardate che roba. Tutti uniti. Sta a voi scegliere. Grazie.